Rapporto annuale di Banca Italia, l'economia del Veneto è tornata ai livelli pre-crisi, crescita in tutti i settori è impennata rispetto al 2017, bene anche i consumi, ma è allarme per la fuga dei cervelli. Doppia tragedia della strada sulla 13 nel Padovano, camionista travolto e ucciso da un'auto dopo che era sceso in corsia d'emergenza. Nel veronese scontro fra auto e scooter, muore un 56enne. Dimissione a sorpresa per uno dei veterani di Palazzo Ferrofini, il leghista Marino Finotti lascia per motivi personali, lavorerone sociali, dice, è stato negli anni vicepresidente del Consiglio regionale e assessore al turismo. Dopo il caso del prof schiaffeggiato, ancora tensione tra famiglie e insegnanti della Marca, un papà fa irruzione a scuola dopo la bocciatura del figlio, una mamma minaccia un'azione legale per un voto contestato. 2 accoltellamenti in poche ore in città, conseguenze di regolamenti di conti fra stranieri davanti a un bar alla stazione di Padova, sconcerto e paura in centro. Allarme tra i produttori di olio d'oliva della Pedemontana Trevigiana, un'epidemia sta colpendo decine di alberi, preoccupazione nell'area dell'Asolano. Al via da domani raduno Triveneto degli Alpini, la prima di 3 giorni che culmineranno con la sfilata di domenica, dare il benvenuto a un tricolore di 400 metri quadrati sulla collina di Sant'Augusta. Oggi il calcio d'inizio del Mondiale di Russia, il primo dopo 60 anni senza l'Italia, ma tra i veneti, nonostante la delusione, i tifosi non mancano. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali si apre con l'economia, con il rapporto della Banca d'Italia sullo stato di salute dell'economia del Veneto, ed è un'economia che torna a volare, che torna a crescere, secondo le stime di Banca d'Italia, a livelli pre-crisi, con tutti i settori che vedono una crescita importante, una crescita che, è vero, è iniziata già da qualche anno, ma che ha avuto una impennata rispetto allo scorso anno. Sentiamo. L'economia del Veneto è tornata ai livelli precedenti la crisi, con una crescita in tutti i settori che dura da 4 anni ma che ha visto una netta accelerazione nel 2017. Lo afferma il rapporto annuale di Banca d'Italia. Il miglioramento è diffuso in tutti i comparti dell'industria manifatturiera e dei servizi. La produzione industriale è cresciuta del 4% contro il 2,5% del 2016. Bene anche le esportazioni. Abbiamo registrato un più 5%. E abbiamo interessato, direi, non solo aree geografiche come i paesi emergenti dell'estremo oriente, ma anche il fatto che abbia interessato settori che fino al 2016 non avevano tassi di incremento anche in termini di esportazioni così rilevanti, immagino alla moda, all'orecchialeria o ad altri settori. Crescono i consumi grazie al miglioramento della redditività delle famiglie, ma anche all'incremento dei flussi turistici, aumentati del 6%, e sale del 2% l'occupazione. La crescita economica, il benessere di imprese e di famiglie ha fatto sì che si riduce anche quello che è il tasso di deterioramento dei crediti, cioè migliorata la qualità del credito. È migliorata la qualità del credito riducendosi su valori, anche in questo caso, di precrisi. Quindi anche lo stato, diciamo, di salute delle banche è sensibilmente migliorato. Resta il problema della dispersione dei talenti. La fuga di cervelli dal Veneto non è più compensata dall'arrivo di laureati dal sud. Il saldo negativo è di 5.600 unità, pari almeno 1,4%. E restano criticità in alcuni settori che non si sono mai completamente ripresi dal lungo periodo recessivo iniziato tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009. Un fattore che ancora manda dei segnali di debolezza è sicuramente il settore delle costruzioni, anche se c'è anche qui un segnale positivo. Per la prima volta dopo alcuni anni c'è stato un lieve incremento proprio nell'attività delle costruzioni. Prosegue sotto il profilo del mercato immobiliare invece un'attività vivace per quanto riguarda il lato proprio delle immobili residenziali, questo facilitato sia da un maggior reddito da parte delle famiglie sia anche da tassi che sono assolutamente convenienti. La cronaca adesso, un'altra giornata da dimenticare, un'altra giornata nera sul fronte delle strade con 2 tragedie in poche ore. La prima, la più assurda davvero, lungo la A13 con un camionista travolto da un'auto dopo che era sceso dal tir. 2 vittime della strada oggi in Veneto, sulla 13 Bologna-Padova all'altezza di Pernumia, un autista albanese di 44 anni appena sceso dal suo tir fermo in corsia di emergenza è stato travolto e ucciso da un'automobile che viaggiava in prima corsia.
La vittima sarebbe scesa dal mezzo forse per un guasto o per controllare il carico. Sul luogo dell'incidente si sono formate code per 2 chilometri. L'autostrada è stata chiusa per alcune ore e il traffico deviato sulle statali. Contemporaneamente sulla complanare tra Peschiera e Castelnuovo del Garda nel Veronese ha perso la vita in uno scontro frontale con un'auto uno scooterista di 54 anni proprio di Peschiera. Secondo i testimoni sarebbe stato il 54enne a invadere la corsia opposta. Anche in questo caso la strada è rimasta chiusa fino alla rimozione dei mezzi. Dimissioni a sorpresa oggi che hanno fatto parlare Palazzo Ferro-Fini, quelle di Marino Finozzi. Dopo 18 anni di presenza e impegno in regione è giunto per me il momento di affrontare una nuova stagione della mia vita. Lascio il Consiglio regionale con la coscienza di chi ha cercato di dare il massimo e ha avuto la soddisfazione di vedere avviato e portato a un punto cruciale il processo dell'autonomia della nostra terra. Con queste parole il presidente attuale della prima commissione sul consigliare Finozzi ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio regionale del Veneto per motivazioni personali, ha detto. Eletto per la prima volta nel 2000 nelle liste della Lega Nord e Lega Veneta, venne nominato assessore regionale alle attività produttive e alla piccola e media impresa, riconfermato consigliere nel 2005. Fu poi eletto presidente del Consiglio regionale e nella 9ª legislatura assessore regionale al turismo. Dopo una esperienza così intensa, ha spiegato Finozzi, ricca di soddisfazioni, di momenti importanti, è giunto per me il momento di cambiare pagina e di dedicarmi a un nuovo impegno nel campo del sociale. Nessuna dietrologia, ha aggiunto, quando si è deciso, si capisce che è giunta l'ora di lasciare, non ci sono scuse e ogni altro calcolo sarebbe sbagliato. Queste le parole con le quali Finozzi ha concluso, quindi 18 anni, uno dei veterani di Palazzo Ferro-Fini, il leghista Finozzi. Adesso torniamo a parlare di un tema sempre più delicato in Veneto, non solo in Veneto ma anche in Veneto, quello del rapporto sempre più teso tra genitori e insegnanti. Soltanto qualche giorno fa abbiamo raccontato la vicenda della professoressa picchiata a Selvazzano nel Padovano da un genitore e il figlio di questa mamma è stato poi bocciato. Qualche mese prima c'era stato nella Marca il professore schiaffeggiato a Paese sempre dal genitore di un ragazzino. Ebbene, di nuovo nella Marca altri 2 casi fanno risalire la tensione. Io penso che si debba riconoscere che dietro un insegnante c'è un lavoratore che fa ed è professionale e che svolge quel compito al massimo delle sue possibilità e che quindi vada rispettato nell'esercizio di quello che è di un giudizio, una sanzione, quello che è. Richiama al buon senso il segretario generale della CGIL di Treviso Giacomo Vendrame dopo i 2 nuovi casi di aperto scontro tra genitori e mondo della scuola avvenuti nella Marca. L'episodio più eclatante a Zerobranco, dove un padre, saputo che il figlio all'uno delle medie era ragazzo problematico sarebbe stato bocciato, ha fatto irruzione nel plesso per riversare la sua rabbia su insegnanti e dirigenti, al punto che il personale ha dovuto chiedere l'intervento dei carabinieri. A Montebelluna invece una madre ha preannunciato alla dirigente scolastica del liceo veronese l'intenzione di ricorrere contro la decisione di un docente di dare alla figlia 19enne come voto finale 7 invece che 8, tanto che la preside Rosita De Bortoli ha affidato ai social il suo commento: "C'è andata bene, potevamo essere menati, che tristezza". Dove ci sono degli elementi di criticità vanno affrontati con il dialogo, esistono strumenti a norma vigente, non so come dire, a prassi corrente di dialogo tra insegnanti e genitori. Gli insegnanti non devono rinchiudersi all'interno della scuola, devono aprirsi al dialogo con queste persone, dall'altra parte bisogna appunto che le altre persone se hanno domande da fare le fanno, ma accettino la risposta di un professionista, di un lavoratore che sta facendo il suo lavoro. Riportare la discussione al giusto piano, dice il rappresentante del sindacato, anche se la situazione sembra ormai sfuggire di mano. Basti pensare al professore di matematica picchiato a dicembre alle scuole medie di Paese o all'insegnante schiaffeggiata da una madre a Selvazzano in provincia di Padova. Purtroppo c'è una situazione di incattivimento di una società che probabilmente non riesce a riconoscere negli elementi di difficoltà anche gli strumenti per riuscire a trovare una soluzione condivisa. Ecco, la condivisione spero sia uno degli elementi su cui si lavori proprio a livello di società. La cronaca ci porta a parlare di una terribile vicenda che viene dal veronese, la storia di Alice Signorini, 26enne, originaria di Bergantino nel Rodigino e che viveva in un appartamento di Legnago, dove è stata trovata morta. Si era trasferita qui da un mese, combatteva da 6 anni contro l'anoressia
e le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate nell'ultimo periodo con la morte prima del padre e poi della madre, un colpo durissimo per la ragazza. Da un mese Alice aveva ripreso il suo lavoro di bancaria con l'autorizzazione del medico che la seguiva. Ogni giorno i parenti la seguivano con le loro telefonate, le loro attenzioni, ma a quanto pare non è bastato. Una bella ragazza dai lunghi capelli biondi si era tatuata le parole mamma e papà sulle braccia, è stata trovata inginocchiata davanti al divano, le mani congiunte sui cuscini. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane. E adesso a Padova, una Padova che è sotto shock dopo il doppio accoltellamento avvenuto in queste ore. Quello più impressionante, quello successo in un bar, davanti a un bar di via Zabarella, in pieno centro storico, ieri pomeriggio, peraltro durante i festeggiamenti religiosi e civili per Sant'Antonio. Un altro poi nella notte è avvenuto davanti alla stazione della stazione ferroviaria di Padova. Dunque due accoltellamenti, dicevamo il più forse eclatante, proprio perché in centro, proprio perché davanti alla gente, davanti a decine di padovani, è stato quello davanti a un bar, e proprio la titolare del bar ai nostri microfoni racconta la sua angoscia, la sua paura, ma anche la sua rabbia. Sentiamola. È 60 anni che siamo qua come attività e non mi è mai successo questa roba qui. Ho preso una grande paura, sono scioccata e non ne posso più. Di cosa non può più, signora? Cioè, di questa gente. Che cosa fa? Perché nel mio locale, insomma, voglio stare tranquilla e avere una persona che appunto pensavo che fosse tranquilla, seduta sul scoso, e dopo avere un risultato così, io sono rimasta molto scioccata. Cioè, io ho l'attività, amo la mia attività, cioè come da tanti anni, è un locale storico, pretendo che questo locale storico sia sempre storico. Lui è venuto e si è seduto sempre qui davanti a me, so che parlava al telefono un po' arrabbiato con voce alterata, ma io che penso magari sia stata una roba che magari tra di loro. È ritornato alle 4 del pomeriggio, mi trovavo da sola con tutti i tavoli pieni di fuori, una signora qui, fare i primi piatti, insalate e roba, tremezzini e roba, cioè io non avevo il tempo di... Sono andata fuori a prendere tutte le ordinazioni, carta, tutto, e questo qui. E nel frattempo che io ero girata nel prendere ordinazioni mi è venuto dentro un secondo tunisino, quando che è proprio venuto appositivamente per picchiarlo, ha capito? Io penso alla mia attività, voglio tenere la mia attività come locale storico, chiederò controlli perché anche per me che stia tranquilla, e se ci sarà qualche persona così io voglio che sia controllata. Basta. In 60 anni che abbiamo l'attività noi non è mai successo e mai doveva succedere. Allo shock di questa barista di Padova, la rabbia, siamo alla Gazzera Mestre, quindi nel veneziano, per i garage depredati nella notte in una via. Peraltro in una via dove i ladri per ben 6 volte hanno fatto visita alla tabaccheria, adesso tabaccheria trasformata in una sorta di bunker. Mi ha detto che c'è stato un furto giù nei garage, però non so i fatti come sono successi, mi hanno detto stamattina, per cui... Raid notturno nei garage della Gazzera è accaduto in via Seggiano, dove i residenti oramai rassegnati denunciano episodi quasi quotidiani. Ad essere depredati 3 box in rassegna, a cominciare dal Civico 41, il cui allarme nel tam tam dei social è scattato questa notte all'1:30, racconta il responsabile del controllo del vicinato, svegliato di soprassalto da una telefonata. Hanno danneggiato una macchina di colore bianco, hanno portato via un scooter e 2 biciclette e poi hanno buttato per aria tutte le cose nel corridoio. Una roba allucinante. Ma non basta, ladri per ben 6 volte che hanno razziato la tabaccheria del quartiere, come ci racconta lo stesso depredato che ha trasformato il suo punto vendita praticamente in un bunker. È una zona molto colpita dai furti, io ne ho avuti 6, per cui ne so qualcosa, insomma. Quindi adesso mi sono barricato, sistemi di antifurto, sensori, quindi sono abbastanza protetto. Così non si può andare avanti, racconta, svelando come i predoni siano pure abitudinari. Sempre di notte, quindi dalle 2:30 alle 5:30, quello è l'orario un po' più a rischio.
quartiere dove notte dopo notte il vicinato si alterna nella veglia contro i delinquenti, il cui profilo sarebbe già stato messo a fuoco. Quasi tutte le notti qua c'è gente che gira, tanta gente erano in affitto, si vede che si sono tenute le chiavi, infatti l'ultima volta noi le abbiamo cambiate. Non vorrei, capisci, che queste chiavi vanno a tutte le persone. Predoni invece che sono stati arrestati nel Padovano, ma avevano compiuto razzie un po' in tutto il Veneto, anche nel Veneziano, erano specializzati in razzie di macchinari nelle aziende agricole e anche nei cantieri, per questo li chiamavano la banda delle ruspe. 5 uomini e una donna, il palo e la vedetta, tutti residenti nel Piovese, tutti italiani, tranne un cittadino romeno, il contatto con i paesi dell'est. Sono 6 le persone arrestate all'alba dai carabinieri della compagnia di Abano Terme. Insieme avevano formato una banda specializzata nei furti ai danni di cantieri edili, officine meccaniche, aziende agricole. Una decina i colpi accertati tra il Piovese, ma anche Cavarzere e Chioggia, centinaia di migliaia di euro i danni alle aziende, alcune delle quali a conduzione familiare, messe letteralmente in ginocchio dai furti. C'era una definizione di ruoli e compiti ben precisi all'interno dell'organizzazione, quindi vi era chi dopo aver effettuato meticolosi sopralluoghi rubava questi mezzi di elevato valore commerciale da cantieri, da ditte, da aziende agricole di Padova e provincia. Questi mezzi poi venivano scortati verso i capannoni e magazzini a disposizione dell'organizzazione. I mezzi venivano poi alterati in magazzini e capannoni individuati tra quelli delle aziende in liquidazione tra il Piovese e la provincia di Rovigo, cui venivano cancellati i numeri di telaio e preparati documenti per il trasporto nei paesi dell'est, Slovenia, Romania, Albania. Grazie all'attività svolta in flagranza, svolta durante le indagini, siamo riusciti comunque ad intercettare, recuperare molti di questi mezzi per un valore che si aggira attorno ai 400.000 euro. E adesso un allarme in agricoltura tra i produttori di olio d'oliva. Da qualche mese infatti un morbo sta devastando le coltivazioni di olivi dal Vittoriese al Bassanese. Particolarmente colpita la fascia dell'Asolano, già duramente provata gli anni scorsi da un altro insetto che ne ha compromesso la produzione. Purtroppo quest'anno abbiamo avuto la sorpresa di avere una parte importante del nostro oliveto con le piante che iniziano il disseccamento dei rami per poi arrivare a tutta la pianta. Nella voce rotta dell'emozione c'è tutta la tristezza di un coltivatore che vede morire le sue piante e non sa più cosa fare. Dopo le battaglie contro la cascola, che ha compromesso anche l'anno scorso gran parte della produzione, ora non c'è più quasi fiato per affrontare un nuovo morbo. Sta già compromettendo la produzione di quest'anno? Beh, purtroppo quei rami che sono secchi non hanno legato e quindi non c'è alcuna oliva. Speriamo che sia circoscritto alle piante che finora abbiamo visto, perché altrimenti sarebbe un grave danno per il nostro oliveto. Una vera e propria epidemia che si sta propagando lungo tutta la fascia pedemontana, con casi che vanno dal Vittoriese fino al Bassanese. Un problema che può colpire quante aziende e quanti ettari? In Pedemontana Trovigiana sono presenti 1 migliaio di ettari di olivo con oltre 600 aziende e tutte potenzialmente sono esposte al contagio di questa malattia. Un'infezione che attacca la corteccia, uccidendo le piante. È un verticillium, un batterio particolare che purtroppo fa morire la pianta e lo si vede soprattutto da questo tipo di foglia. La foglia, questa si chiama forma a goccia. Quello che è pericoloso è questo, cioè la spaccatura in senso longitudinale lungo il fusto, i rami, ecco, si vede molto molto bene, con l'accortecciamento fogliare dalla parte esterna, vede che si apre proprio in questa maniera. Questo qua dà delle grosse preoccupazioni, perché prima di tutto perché muore proprio il ramo e può morire la pianta. E adesso stiamo studiandolo molto bene con dei laboratori specializzati sia del Veneto e sia della Liguria, in modo di saperne qualcosa di più. Una malattia che non ha nome ma che sta già distruggendo vaste aree di regioni come Liguria, Umbria e Puglia. Una vera e propria emergenza che al momento gli esperti consigliano di affrontare così. Quando si taglia si usano le forbici, disinfettarle, assolutamente disinfettare. Utilizzare il potere borrolese sul terreno.
sul terreno bagnando bene in modo da disinfettare la parte radicale, perché se è un batterio o un fungo non si sa, almeno tamponiamo il discorso. Sulla ferita? Sulla ferita ossicloruro di rame con Vinavil per far attaccare meglio il rame. L'armatura infetta assolutamente bruciarla. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale del Veneto che ci porta adesso a parlare di Vittorio Veneto, del raduno Triveneto degli Alpini che inizia domani. Mancano poche ore all'inizio del raduno Triveneto degli Alpini. A Vittorio Veneto nel frattempo si lavora senza sosta. Tutto è pronto, fra poche ore la città si appresta ad ospitare 30.000 penne nere con un indotto di 100.000 persone al giorno. Stiamo curando gli ultimi preparativi, come vedete intorno a noi i cantieri sono ancora all'opera, siamo già pronti per cominciare. Domani cominceremo appunto 3 giorni di manifestazioni, di celebrazioni nel ricordo, nella memoria, ma anche poi di festa, di goliardia, quella tipica alpina con le fanfare, i cori, i canti. Invitiamo la cittadinanza a partecipare perché abbiamo costruito un evento a misura d'uomo, secondo appunto lo stile e lo spirito dell'alpinità. La città è sicura perché tutto è stato predisposto al meglio, piano di sicurezza che è straordinario, mettiamo in campo centinaia di uomini. In città sventolano centinaia di bandiere, una fra tutte però svetta dalla collina di Sant'Augusta, 400 metri quadrati di tricolore illuminati anche di notte. Sul colle di Sant'Augusta abbiamo steso un tricolore di 400 metri quadrati, è stato calato dall'alto grazie al concorso della squadra del gruppo Rocciatori dell'ANA. Uno dei momenti più attesi sarà l'arrivo al raduno dell'Alpino Eroso, il mulo centenario delle Salmerie di Vittorio. Il Roso sta sufficientemente bene, nonostante appunto la sua vetustà, gli acciacchi della vecchiaia, però è curato a dovere e noi contiamo di averlo qua sabato mattina, nella mattinata. Adesso lo sport, perché oggi sono iniziati i mondiali di calcio in Russia, i mondiali senza l'Italia dopo 60 anni, ma allora i veneti tifano lo stesso, guarderanno lo stesso questi mondiali. Siamo andati a Treviso a chiedere un po' in giro tra volti noti e meno noti. È l'ultimo gol vincente dell'Italia mondiale. Ieri campioni, oggi nemmeno qualificati. Una situazione così non si verificava da 60 anni e brucia tutti i veneti e trevigiani compresi. Un italiano che non ha l'Italia dopo 60 anni? È tosta. Ci sono rimasto anch'io un po' male, diciamo. E se in tutto il mondo ci si preparava per la partita inaugurale, da noi oggi la cosa cerca di passare nell'ordinaria indifferenza di chi non sa. Mondiali senza l'Italia. Per chi tiferà? Per nessuno, non lo so, non seguo il calcio. O di chi non vuol sapere. Sono contro il calcio, quindi non li hai mai guardati? No, solo pallavolo, solo pallacanestro e rugby soprattutto. Ma in realtà l'assenza brucia e alla fine le partite le guarderemo lo stesso tifando per le nazionali altrui. E qui anche il trevigiano cambia perché il tifo è tifo e allora si può essere dello stesso partito ma sul pallone di idee completamente diverse. Sicuramente per il Brasile il gioco è più brioso, ma soprattutto perché ci sono tanti migranti italiani in quel paese d'oltreoceano. Gli immigranti nostri sono dappertutto, sono in Francia, sono in Belgio, sono in Argentina, sono in America, sono negli Stati Uniti, nel Canada, sono dappertutto. Oppure tifare da buon avvocato difensore per quelli che vengono considerati gli ultimi tra i favoriti. L'Uruguay. Perché l'Uruguay? Perché è una squadra sudamericana ed è una squadra che non ha vinto troppi campionati del mondo, quindi va bene così. Più sagge, ma permetteteci anche un po' perfide, le donne che girano il coltello sulla piaga della disfatta maschile puntando alla rivoluzione rosa anche nel pallone. La nazionale femminile italiana che è entrata ai mondiali. Poi ci sono quelli che tengono per i più forti nel pallone come in Europa. Comunque preferisco i tedeschi, così perlomeno si sfoga senza l'Italia. Chi invece per i più simpatici, soprattutto dopo Valencia. Io la Spagna. Perché la Spagna? Perché è una nazione che gioca meglio di tutti.
per me. Anche con i profughi abbiamo visto. Sì. Chi la butta in politica? Russia, perché mi pare che Putin abbia finanziato una campagna elettorale in Italia e dobbiamo essergli grati. Ma tutti, proprio tutti, pare abbiano un conto aperto con la Francia. C'è chi dice Brasile perché sono tanti immigrati, c'è chi dice la Germania perché così si sfoga. Nessuno vuole tifare la Francia. Perché i francesi Oggi dunque il fischio d'inizio del mondiale senza Italia. Affrontiamo questi 15 giorni con filosofia, magari pedalando in compagnia verso tempi migliori, e non solo per il calcio. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 questa sera, dopo il telegiornale di Treviso per parlare di politica e tanti temi ovviamente all'ordine del giorno, con Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di venerdì 15 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna del sole. Sulla nostra regione infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Possibili soltanto addensamenti pomeridiani sulle aree costiere, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 13 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 27 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà bel tempo con ampio soleggiamento un po' ovunque. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso quasi ovunque, salvo per addensamenti sui settori costieri, ma del tutto innocui. Non sono previste infatti precipitazioni. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 27 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Anche qui condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, il cielo infatti sarà sereno praticamente su tutti i settori, salvo per locali addensamenti sulle Alpi di confine, ma tendenzialmente senza nessuna conseguenza. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime comprese invece tra 26 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!